Immacolata a Treviso, al via la lunga maratona delle feste natalizie all'insegna della sicurezza. Installate le barriere antiterrorismo e di vigili urbani, giubbotti, comuni, telecamere. 13 migranti accolti in una casa privata a Resana, striscioni di protesta in paese. Il sindaco risponde: non abbiamo potuto impedirlo, ora saremo ferrei nel vigilare. Continuano a Mogliano le scorribande dei ladri nel quartiere di Mazzocco. Ieri sera ladri in una casa di via Sozzi, per la famiglia è il 9º furto subito. Relazione dell'autorità anticorruzione sulla pedemontana veneta. Il governatore Zaia grazie a Cantone per aver riconosciuto la bontà dell'opera. Da ieri Veneto Banca, da oggi Intesa, fino a lunedì il passaggio di 1,5 milioni di correntisti a Banca Intesa, un cambiamento epocale tra dubbi e timori sulle nuove procedure. Nuova sede per i carabinieri del NAS di Treviso, occuperanno gli ex uffici caccia e pesca della provincia, rimasti vuoti con la riforma dell'ente. Al Sant'Artemio presto nuovi arrivi. Ritorna la rubrica Il tuo presepe, inviateci video e foto delle vostre natività o chiamateci, verremo da voi per immortalare le creazioni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano le misure di sicurezza adottate dal Comune di Treviso in centro in vista delle imminenti festività. Posizionate questa mattina le annunciate barriere antiterrorismo, mentre il vice sindaco Grigoletto annuncia la dotazione di body cam per i vigili urbani. Sentiamo. 3 fioriere all'ingresso del Calmaggiore per impedire l'accesso a tutta velocità a eventuali malintenzioni. Ecco, evidentemente c'è qualche problema nel mandare in onda questo servizio. Proseguiamo con il telegiornale, ve lo riproporremo naturalmente appena sarà risolto questo guasto. Intanto in prefettura ieri e oggi si è tenuta per la prima volta una maxi esercitazione con simulazione di gravi emergenze e gestione del panico nella popolazione. Vediamo. Abbiamo provato a convincere il privato a rinunciare a questa operazione. La risposta è stata: a casa mia faccio quello che voglio, di più non possiamo fare. 13 migranti in via Nogarola a Resana sono quelli arrivati ieri in serata nella villetta di un privato, a gestirli una cooperativa. Nessun commento dalla prefettura, se non che si va avanti con l'accoglienza diffusa. Il comune d'altro canto aveva rinunciato allo SPRAR, l'accoglienza di secondo livello, con i relativi finanziamenti che avrebbe comportato, linea su cui il sindaco Stefano Bosa rimane fermo, ma tant'è, i migranti sono comunque arrivati e all'amministrazione non rimane che vigilare. Noi come intervento che abbiamo fatto subito è stato quello di andare là, vedere che il luogo è in regola, che è tutto a posto, e su questo saremo ferrei, cioè vigileremo sulla sicurezza e su come vengono gestiti questi profughi. Tra i vicini c'è preoccupazione, tanto che alcuni che in mattinata si erano dimostrati disponibili a parlare davanti alle nostre telecamere hanno poi chiesto di non comparire. Esposti e fatti rimuovere striscioni contro il sindaco, come dimostra il post pubblicato su Facebook dall'ex assessore Leopoldo Bottero. Siccome non sono riusciti a farglieli prendere il comune, hanno trovato una banda di negrieri di Castelfranco Veneto che hanno trovato un manutengolo a Resana che gli affitta uno spazio che è stato negato al comune per mettere a posto degli sfrattati del comune, sempre stranieri, cosa che si poteva fare, ma evidentemente rende meno prendere una pigione che tenere lì un po' di poveracci e sfruttarli a 1.000 euro al mese. La speculazione da una parte e la frattura che la presenza dei migranti produrrà dall'altra, questi i grossi timori di Bottero, ma il caso Resana è per ora solo all'inizio. Ecco, questo come avete visto era il servizio relativo alle polemiche che sono divampate a Resana per quanto riguarda l'accoglimento di 13 migranti in una struttura privata. Ed ora andiamo a Mogliano, dove continuano le scorribande nel quartiere di Mazzocco. Ieri sera i ladri in una casa di via Sozzi, e per la famiglia Moro, pensate, è la non sgradita intrusione. Vediamo. Questa mi hanno smontato la serratura, adesso è appoggiata. Il quartiere di Porco ha fatto festa, adesso è appoggiata proprio.
e anche la porta laterale. Cosa è successo ieri sera? Niente, è scattato l'allarme come sempre e ho abbandonato il mio negozio, sono venuto qua di corsa, in 5-6 minuti ero già presente il fatto e naturalmente sono scappati come che mi hanno visto. Un copione che si ripete da ben 9 volte. Ladri che saltano la recinzione, forzano gli infissi per poi fare razzia. È sempre di mira questa villetta di via Sozzi nel quartiere di Mazzocco a Mogliano. Probabilmente attratti dalla signorilità dell'edificio, per ben 2 volte sono entrati devastando le stanze, mentre per le altre 7 l'incursione è terminata con la fuga senza portar via nulla grazie al sistema d'allarme. Hanno divelto le finestre, la porta, hanno messo fuori uso le telecamere. Quasi un record per la famiglia Moro che, pur ringraziando forze dell'ordine e controllo di vicinato, si è sfogata sui social, sottolineando come alla fine allarmi e inferriate servono solo a limitare la loro di libertà. Siamo ridotti e inferiati, proviamo di mettere tutti i sistemi, ma si vede la voglia di questi signori di vivere a sbaffo. Ed ora ritorniamo a proporre il servizio relativo alla maxi esercitazione che si è tenuta in prefettura con simulazione di gravi emergenze e gestione del panico tra la popolazione. Vediamo. È stata un'esercitazione che ci ha consentito anche di farci un esame di coscienza e l'esame l'abbiamo superato. Una super centrale operativa in prefettura, un'esercitazione di difesa civile eseguita per la prima volta nella Marca, chiesta direttamente dal Ministero dell'Interno, destinata non a chi esegue ma a chi coordina i dispositivi di ordine pubblico e i soccorsi in caso di gravi emergenze. Un'esercitazione importante perché ci ha consentito di testare sotto stress, ipotizzando scenari che ci auguriamo ovviamente che non accadano mai e che non abbiamo motivo di credere che possano accadere, quindi ci tengo questo a dirlo perché non ci sono allarmismi di sorta da poter creare, però noi dobbiamo essere pronti e capire che cosa possiamo fare per poter garantire la massima sicurezza alla nostra comunità. Venetica 2017 è il nome dell'esercitazione che ha visto coinvolti forze dell'ordine, esercito, vigili del fuoco, SUEM 118, protezione civile, comune di Treviso. Fondamentale, i fatti di Piazza San Carlo insegnano la gestione della comunicazione. Non far generare situazioni di panico, non far generare fake news, quindi contrastare anche un contesto che potrebbe aggiungere emergenza all'emergenza. Ma se la prova ha avuto un esito positivo è dovuto anche alla grande esperienza che in particolare vigili del fuoco e protezione civile hanno maturato in scenari come il terremoto in centro Italia o il disastro a Rigopiano. Questo garantisce una capacità di risposta, un'efficienza non comune, no? E quindi ci aiuta e ci fa stare più tranquilli. Ed ora la questione delle ex popolari venete. Da ieri per BPV e da oggi per Veneto Banca è iniziato il passaggio finale a Banca Intesa. Quasi 1,5 milioni di correntisti che l'Istituto Piemontese si è aggiudicato per €1. Banche Venete, siamo all'ultimo atto, ovviamente per i correntisti, perché per la magistratura, lo Stato e soprattutto gli azionisti truffati il percorso è ancora lungo e purtroppo pieno di insidie. Parliamo di 840.000 conti correnti per Vicenza e 580.000 per Veneto Banca, che nelle prossime ore diventeranno un ulteriore pacchetto clienti di Intesa San Paolo, acquistati tutti ad €1. Un trasferimento non da poco, considerando che cambierà tutto a tutti, partendo dal codice stesso del conto corrente, che detto così sembra poco, ma in realtà sposta un vero e proprio universo contabile. Dalle paghe alle domiciliazioni di gas, luce, acqua e rifiuti, dai bancomat alle carte di credito, dagli assegni alle spese condominiali, questa rivoluzione iniziata ieri per Vicenza e oggi per Veneto Banca coinvolge tutti, cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Coloro che sono coinvolti in questo passaggio interbancario dovranno comunicarci i nuovi IBAN, questo codicione, chiamiamolo lungo, che inizia con IT per i non addetti a lavoro e finisce di solito con i numeri di conto corrente, dovranno comunicarcelo per tempo affinché possiamo aggiornare i nostri dati in gestionale per il flusso di pagamenti che ci viene delegato. E questo è solo un assaggio di quello che sta accadendo in queste ore con le filiali della Banca di Montebelluna chiuse anticipatamente e cartelli come questo appesi ai bancomat. Dall'istituto rassicurano che il trasferimento sarà indolore, nel senso che la finestra di coabitazione tra il conto corrente vecchio e quello nuovo durerà per diversi mesi, proprio per evitare che bonifici o pagamenti non arrivino con relative interruzioni di servizi. I consigli comunque sono di controllare con calma tutto.
Dovrebbero essere arrivate alle case appunto delle persone coinvolte in questi passaggi delle comunicazioni da parte di Banca Intesa, dove sono già indicate le coordinate bancarie che verranno variate con la famigerata data dell'11 di dicembre, per cui magari il dipendente è opportuno che faccia una comunicazione per tempo all'azienda perché l'accreditamento dello stipendio venga fatto nelle nuove coordinate bancarie. A mio avviso è opportuno che magari chi ha domiciliazioni di bolletto o quant'altro faccia un passaggio in banca per verificare che tutte le operazioni vengano svolte nell'iter corretto. Ed ancora sulle banche, preoccupazione sì, dice il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, anche perché sono convinto che molti dei crediti incagliati e anche molte sofferenze della ex Popolare di Vicenza come di Veneto Banca possano essere recuperati, salvaguardando così sia il tessuto economico veneto sia Intesa San Paolo SGA, chiamata a gestire le sofferenze quando il governo, seppur con ritardo, adotterà il decreto attuativo a riguardo. Roberto Ciambetti invita quindi alla prudenza, mentre dice: confido nell'intelligenza di chi è chiamato a valutare gli incagli e decidere quali posizioni salvare e quali invece respingere. La migrazione dei conti ad Intesa San Paolo, approvata in questo lungo fine settimana, non si trasformi in una macelleria sociale con ricadute drammatiche sul tessuto socio-economico del Veneto, conclude il Presidente del Consiglio regionale. Ed ancora sulle banche, perché anche Consoli e Zonin davanti alla commissione d'inchiesta prima di Natale ed intanto Trinca scarica le responsabilità sull'ex braccio destro. L'ex direttore generale di Veneto Banca Vincenzo Consoli e l'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin convocati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. L'audizione entro il 22 dicembre. A deciderlo la presidenza della Commissione, malgrado la contrarietà a quanto trapelato proprio del presidente Pier Ferdinando Casini. Convocati anche l'ex manager di BIM Pietro Dagui e l'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni. Sul tavolo la questione Banca Etruria, la fusione prospettata con Vicenza, il nodo vigilanza e il ruolo discusso di Banca Italia, che non avrebbe ostacolato quel passaggio malgrado le condizioni della Popolare Iberica. Da capire se Consoli e Zonin si presenteranno, è loro facoltà non farlo. Balenata ma respinta anche l'ipotesi di ascoltare l'attuale procuratore della Repubblica di Treviso Michele Dalla Costa e la moglie Ippolita Ghedini, sorella di Niccolò. Avvocato, era stata ingaggiata da Veneto Banca proprio durante la gestione Consoli, sul quale, sul fronte giudiziario, l'ex presidente Flavio Trinca scarica ogni responsabilità, parlando di condotte fuori dalle ordinarie procedure aziendali, celate ai vertici. Nella memoria difensiva depositata in tribunale, Trinca definisce se stesso e i suoi familiari vittime come i risparmiatori truffati, essendo in possesso di oltre 40.000 azioni mai cedute e oggi interamente svalutate. Ringrazio il Presidente Raffaele Cantone per averci consentito di concludere in modo positivo un percorso sicuramente complesso, cominciato quando con la mia amministrazione ereditammo quest'opera viaria strategica con tutti i suoi problemi e le sue incertezze. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando il parere reso noto oggi dall'ANAC relativo al terzo atto convenzionale per la realizzazione della superstrada pedemontana veneta. Secondo Zaia si completa pertanto un percorso progettuale che ora trova l'approvazione anche di uffici come l'ANAC, non certo, dice Zaia, abituati a fare sconti a nessuno. La cronaca giudiziaria ora non ha parlato. Davanti al magistrato Don Pio Guidolin, il sacerdote trevigiano arrestato a Catania per presunti abusi su minori, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Don Pio Guidolin, il sacerdote di Villorba arrestato la scorsa settimana a Catania con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. Il prete, molto noto ed apprezzato nella Marca per la sua attività sacerdotale prima di trasferirsi in Sicilia, è stato arrestato dai carabinieri su ordine della procura distrettuale nell'ambito di un'indagine su presunti abusi nei confronti di ragazzini che frequentavano la parrocchia. Secondo l'accusa, i presunti abusi sarebbero iniziati nel 2014
semplici a danno di minori, violenze che il sacerdote avrebbe spacciato per atti purificatori. Accuse terribili, ma non basta. Secondo gli inquirenti, quel parroco adorato dai fedeli, che nei numerosi video postati su YouTube lo definiscono il Padre Pio vivente e gli organizzavano feste di compleanno a sorpresa, avrebbe persino millantato conoscenze con la criminalità organizzata del posto per alimentare l'omertà e spaventare i genitori di chi aveva raccontato qualcosa. Per il momento Don Pio si è avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di mettere a punto con i suoi avvocati la linea difensiva. Nel frattempo i legali hanno presentato istanza al riesame per la scarcerazione. Inaugurata oggi al Sant'Artemio la nuova sede del nucleo NAS dei Carabinieri, e presto anche altri enti potrebbero traslocare nei locali rimasti vuoti nella sede della provincia. 3.000 ispezioni, sequestri per oltre 15 milioni di euro, 284 denunce. I numeri del 2017 dell'attività dei Carabinieri del NAS di Treviso, il nucleo antisofisticazioni dell'arma, rappresentano un'eccellenza nazionale. Inaugurata la nuova sede al Sant'Artemio, nuovi uffici per i 30 militari che operano nei settori che vanno dalla sicurezza alimentare, dei cosmetici, all'antidoping, alla sicurezza farmaceutica. L'ultima emergenza che è stata affrontata è stata quella del fipronil nelle uova, ha richiesto veramente un dispendio di risorse umane dei nostri militari veramente per mesi e mesi e mesi, per arrivare a individuare delle filiere attraverso cui è entrata questa sostanza in Italia e trovare soluzioni che possano sempre più garantire la salute dei cittadini. E quello di Treviso, che copre per competenza anche le province di Venezia e Belluno, è uno dei nuclei più attivi in Italia. Nell'ambito operativo il NAS di Treviso si muove su 3 province, quelle di Treviso, Venezia e Belluno, appunto in un dedalo di competenze molto ampio, sempre rivolto alla tutela della salute del cittadino. I Carabinieri del NAS hanno ora una nuova sede al Sant'Artemio negli spazi dell'ex ufficio caccia e pesca, uno dei tanti spazi della provincia che si sono liberati e che dopo il trasferimento di provveditorato e altri enti mira a creare una seconda cittadella delle istituzioni. È un'ottima sinergia tra istituzioni, consente di valorizzare quegli spazi che via via si stanno liberando al Sant'Artemio in virtù della riforma del Rio, e oggi trovano un primo esempio concreto di valorizzazione. Ed ora linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Vediamo ora il servizio relativo al piano per le misure di sicurezza adottate dal Comune in centro. Sono state posizionate questa mattina le annunciate barriere antiterrorismo e presto i vigili urbani verranno dotati di body cam. Vediamo. 3 fioriere all'ingresso del Calmaggiore per impedire l'accesso a tutta velocità a eventuali malintenzionati durante le affollate giornate dello shopping natalizio. Sono quelle posizionate dal Comune, che ha così eseguito la direttiva della Prefettura in attesa di una soluzione definitiva. Le barriere antiterrorismo provvisorie, perché noi stiamo lavorando per poter realizzare e allocare delle barriere a scomparsa. Identico provvedimento con la medesima finalità si adotterà all'ingresso del mercato settimanale. Nel frattempo una fioriera chiude, insieme ai New Jersey di cemento che delimitano la curva, anche l'accesso a Piazzale Burchiellati. Sicurezza sotto le feste anche attraverso un'altra novità: in arrivo 15 body cam, micro telecamere che la polizia locale indosserà sui giubbotti. Permetterà loro a piedi di riprendere quando soprattutto ci sono assembramenti o comunque c'è folla nelle piazze del centro, ma anche dei quartieri, e di collegarsi direttamente alla centrale operativa. Sperimentazione per un paio di mesi, a cominciare dal periodo natalizio, poi con l'anno nuovo si deciderà se farla entrare in via definitiva nella dotazione dei vigili. Infine la stretta sull'accattonaggio molesto: solo negli ultimi 10 giorni sono stati 65 gli interventi dei vigili, la metà nei quartieri, identificando una 70 di persone. Azzerato di fatto l'accattonaggio da parte di soggetti dell'Est Europa. Altro discorso invece per i richiedenti asilo che chiedono l'elemosina, e in quel caso li abbiamo prontamente segnalati alle strutture di accoglienza e quindi alla Prefettura.
E quello che sta per arrivare sarà un ponte dell'Immacolata all'insegna del freddo intenso con temperature in picchiata e la neve potrebbe fare capolino domenica. Arriva la neve? Sì, ma sarà soltanto un assaggio veloce. Il ponte dell'Immacolata visto ai raggi X dagli esperti del settore, a partire da domani. Venerdì 8 dicembre una debole perturbazione atlantica raggiungerà la nostra regione portando qualche precipitazione che sarà nevosa sopra i 1000-1200 metri. Poi sabato arriverà aria più fredda, molto fredda dai quadranti settentrionali che farà calare le temperature anche di 8-9 gradi, però il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. E poi finalmente i fiocchi bianchi anche in pianura, in tutte le città del Veneto. Da domenica attenzione perché stante le temperature molto basse e una nuova perturbazione atlantica inizierà a portare a distribuire precipitazioni su tutto il nord, anche sul Veneto, e potranno assumere carattere nevoso anche in pianura in tarda serata e nella notte. Ma sarà quasi un'illusione. Poi il lunedì mattina pian piano si trasformerà in pioggia, dato che è previsto un aumento termico anche importante di 6-7 gradi per l'arrivo di venti più caldi meridionali. E con l'8 dicembre le famiglie tornano ad addobbare di decorazioni le case, si fa l'albero di Natale ed è tradizione realizzare il presepe. Torna anche quest'anno, quindi la nostra rubrica dedicata ai presepi. Da lunedì al termine di ogni edizione vedremo insieme le vostre rappresentazioni della natività più belle e caratteristiche. Torna alla rubrica del telegiornale Il tuo presepe, un appuntamento immancabile delle feste di Natale per uno dei simboli non solo della religiosità ma anche della nostra cultura. Presepe che fa notizia con la Regione pronta a finanziare dal prossimo anno le sacre rappresentazioni nelle scuole e nelle sedi pubbliche. Presepe che racconta l'impegno delle famiglie richiamate da una storia che si ripete da oltre 2000 anni. E presepe è anche occasione di arte ed espressività personale, con interpretazioni moderne accanto a volti e forme antiche, a semplicità intense accanto ad evoluzioni tecnologiche di ultima generazione. Tutto per raccontare una nascita che è da sempre e per tutti primo simbolo di speranza. Un'energia positiva che avvolge anche chi non crede, ma che il presepe lo fa perché è il primo e principale simbolo della famiglia. E allora raccontateci il vostro presepe, segnalandolo ai numeri e indirizzi che vedrete in questo cartello che vi proporremo ogni sera, perché ci racconterete un po' più di voi, magari riuscendo a condividere quella speranza con chi non ce l'ha più. Ecco perché abbiamo deciso di rinnovare questo appuntamento con i vostri presepi, perché almeno a Natale, condividendo le vostre realizzazioni, ci sentiremo davvero un'unica grande famiglia. E vi ricordo subito dopo i TG torna 20:10 l'approfondimento dei nostri telegiornali, in studio Stefano Parisi di Energie per l'Italia e Luciano Sturaro, ex imprenditore. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre in chiusura uno sguardo al nostro meteo. Buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Cambia il tempo sulle nostre regioni proprio a ridosso del ponte dell'Immacolata, con precipitazioni un po' ovunque. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto una perturbazione atlantica investe la nostra regione portando precipitazioni diffuse da deboli a moderate e la neve cadrà sopra i 1000 metri sulle prealpi e sui 500 metri invece sulle Alpi. Temperature massime che saranno comprese tra 4 e 9 gradi, valori notturni attesi tra 2 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con precipitazioni diffuse un po' ovunque sulla nostra regione e localmente potranno risultare anche moderate. La neve cadrà in montagna sopra i 1000 metri sulle prealpi e a 500 metri invece sulle Alpi. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori notturni attesi tra 4 e 9 gradi circa.
Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui la perturbazione atlantica porterà precipitazioni sparse ma diffuse, generalmente deboli e comunque nevose sopra i 400-500 metri. Vediamo le temperature, le massime saranno attese sui 2-3 gradi, valori notturni invece sotto zero ovunque. Il mare sarà mosso, localmente molto mosso nel Golfo di Trieste, i venti forti sud-occidentali, localmente moderati sulla laguna di Venezia. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.